Siamo nell'azienda agricola Il Boscasso, nel comune di Ruino, in provincia di Pavia. La nostra attività è principalmente l'allevamento della capra da latte, con tutto il seguito della filiera, quindi produzione di formaggi, vendita e anche agriturismo, quindi preparazione di pranzi a base di formaggi, degustazione sul posto. Il nostro allevamento, diciamo, è un allevamento si chiama semi-intensivo, nel senso che abbiamo un numero di capre abbastanza ristretto, sono una sessantina e quindi hanno una produttività abbastanza alta. Sono capre che curiamo molto, conosciamo uno a uno, ognuno il suo nome, quindi vengono molto seguite in modo da poter dare il massimo. Allora, la nostra storia non è nata per un motivo di business, per un motivo commerciale inizialmente, ma è iniziata proprio come quasi per caso, un momento in cui io e mio marito ci siamo trasferiti da queste parti venendo da Milano. L'idea era di viversi la campagna come abitazione e poi di andare a lavorare in città. Quasi subito, dopo pochi mesi, abbiamo comprato una capra, che inizialmente era proprio soltanto un animale quasi da compagnia. Da lì poi è arrivata una seconda capra che era giovane, faceva latte, abbiamo iniziato a mungerla. Questa cosa mi ha fatto entrare nel mondo della capra. Mi sono appassionata così tanto che ho deciso di lasciare stare gli studi che avevo fatto e altri tipi di prospettive lavorative e ci siamo buttati proprio a testa bassa in questa avventura. Cioè, io lavoro a mano, una produzione curatissima, raffinatissima. Se dovessi avere, non dico tanto, ma anche soltanto il 50% in più di latte non potrei più lavorare allo stesso modo. Diciamo che la qualità non può andare insieme con la quantità. Le scelte per sopravvivere alla crisi sono state due. Uno l'estero, quindi molto lontano e in realtà insomma più serie, più professionali di quelle che troviamo adesso purtroppo in Italia. E l'altra è stata invece la vendita diretta. La mia ambizione, la cosa che mi piacerebbe di più sarebbe poter vendere tutto qua sul territorio, non è un divertimento spedire all'estero a migliaia di chilometri di distanza. Per i prossimi 10 anni sarebbe quello di trovare delle persone giovani che possano imparare da me per l'esperienza che mi sono fatta e mettendoci del loro proseguire a livello ancora più alto quello che stiamo facendo.